Sarà l'autopsia a chiarire ogni aspetto della tragedia avvenuta a Colcampeggia, sul Monte Grappa, nel territorio di Romano De Zelino, dove ha perso la vita l'allevatore Egidio Bergamo, di 41 anni. La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo e disposto l'esame autoptico sul corpo dell'agricoltore, trovato senza vita dal fratello dopo ore di ricerca martedì notte. Secondo una prima ricostruzione, l'agricoltore stava lavorando da solo nei terreni di famiglia quando sarebbe rimasto schiacciato dal macchinario agricolo, uno spargiletame agganciato al trattore. Un incidente che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Gli accertamenti del magistrato serviranno a stabilire con precisione la dinamica e le cause della morte, anche se al momento non emergono elementi diversi dall'ipotesi dell'infortunio agricolo. Intanto la comunità, col sindaco Simone Bontorin, si stringe attorno alla famiglia. Il nulla osta per i funerali è atteso nei prossimi giorni. Le esequie potrebbero svolgersi mercoledì prossimo. Una morte che lascia sgomento e riaccende i riflettori sulla sicurezza nei campi.